perché ho paura di non, ecco qua, di non, ecco qui, di non includere il suono. Ce l'ho fatta, adesso possiamo partire. L'intervista è del dottor Enzo Cegolin, manager didattico del Master in Intelligence, nonché membro del Consiglio direttivo di Siamo a Udine con Storia, a Vicino Lontano, con Alessandro Areso, il consigliere scientifico della rivista Limes, che ha appena pubblicato un libro sulla geopolitica dell'intelligenza artificiale per la Feltrinelli e questo devono studiare i giovani proprio di questi temi. Ha già scritto altri 2 libri importantissimi su questi temi, che uno è Le potenze del capitalismo politico, Stati Uniti e Cina nel 2020, Il dominio del XX secolo nel 2022. È una trilogia che scompone i vari capitoli del business, chiamiamolo così, delle nuove tecnologie. Sì, diciamo la questione principale del nostro tempo, cioè il rapporto, le tensioni tra Stati Uniti e Cina, possono essere comprese attraverso le tecnologie, in particolare attraverso il ragionamento attorno ad alcune filiere come l'industria dei semiconduttori e la filiera delle tecnologie pulite e della mobilità elettrica, ed è quello che cerco di fare nel corso di questi libri, poi giungendo anche alla narrazione sull'intelligenza artificiale attraverso le aziende centrali dell'ecosistema e in particolare Nvidia. Ecco, e queste filiere delle tecnologie segue sì diciamo, l'industria, però è fatta principalmente da uomini che spesso si sono formati, diciamo, in Occidente e poi hanno portato i loro frutti diciamo così, in Oriente. Pensiamo a TMSC per Morris Chang. Allora, bisogna comprendere effettivamente quanto sia importante la geografia del talento e quindi lo sviluppo di capacità di ricerca e di capacità imprenditoriali a partire dal percorso di alcune persone che sono spesso dei manager e degli imprenditori, che caratterizzano poi la narrazione anche di questo libro. Quindi i luoghi dove avvengono queste storie sono istituzioni della ricerca, università, centri di ricerca, ma poi sono anche i luoghi che poi diventano ecosistemi e filiere per le imprese. Quindi all'interno poi dei rapporti di forza di questi temi dobbiamo considerare la geografia del talento e in particolare adesso, in modo sempre più importante, il fatto che i maggiori produttori di talento a livello mondiale sono la Repubblica Popolare Cinese, in primis, e l'India, e il maggiore attrattore di questi talenti sono gli Stati Uniti. Per fare un esempio, alcune delle figure che vengono toccate in questo mio libro, come Jensen Huang, ma anche Satya Nadella, e poi Lisa Su, Octan, tutti degli amministratori delegati di alcune delle principali aziende tecnologiche statunitensi che sono nati altrove, segnatamente Taiwan, Malesia, India, e poi sono andati a dirigere queste aziende. Ma poi però diciamo la politica statunitense, anche Biden, non solo adesso Trump risolve il facile, però parte da Biden, perché nel 2022 sono stati istituiti i primi vincoli alla vendita di semiconduttori alla Cina, poi rafforzati nel 2023, e ricordiamo era sempre solo l'amministrazione Biden, cosa che adesso continua, diciamo, sotto Trump. Non ha fatto ulteriori provvedimenti, ma ci sono i dazi, l'ha fatto da un punto di vista, diciamo, proprio con una spesa inferiore e con anche diciamo, efficienza da un punto di vista energetico migliore. Allora, ci sono vari aspetti. Il primo aspetto,
La competizione tra Stati Uniti e Cina è un tema strutturale del nostro tempo, quindi non ci sarà mai un presidente degli Stati Uniti, diciamo è giusto un'ipotesi di scuola, che possa abbandonare questa competizione in questa fase storica. Quindi si può fare una casistica molto ampia, per esempio durante l'amministrazione Obama, proprio negli ultimi momenti nel 2016, è stato firmato un ordine esecutivo, di cui peraltro parlo nelle vicende di questo libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale, che impedisce l'acquisizione da parte di un'azienda cinese di un'azienda tedesca sulla base dei vincoli di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. E poi c'è una casistica lunghissima nell'amministrazione Trump, nell'amministrazione Biden su tutti questi aspetti. Ci sono dei provvedimenti poi più o meno lacunosi, come sono stati sicuramente le restrizioni dell'amministrazione Biden sui semiconduttori. Ora, queste industrie sono estremamente complesse, hanno varie caratteristiche per cui conta la capacità produttiva su vastissima scala, per esempio il fatto che alcune aziende riescano a realizzare delle capacità, soprattutto in termini di hardware, che hanno delle altre aziende, non significa che tutto questo sia sostenibile in termini di prezzo, di stare sul mercato. Da certi punti di vista, va visto, ci sono degli esiti già provvisori della guerra tecnologica, e cioè che Huawei non è stata decapitata dagli Stati Uniti dalle loro sanzioni, ma come racconto anche nel libro, Huawei è tornata, diciamo, alla grande anche, con un'azienda che lo stesso Jensen Huang, l'amministratore delegato di Nvidia, ha di recente definito come un'azienda formidabile, un'azienda tecnologica che ha conquistato ogni settore in cui è stato. E poi tanti aspetti sono anche figli delle capacità cinesi sul capitale umano, quindi è una partita dove ci sono molti aspetti importanti che vanno analizzati anche con serietà, credo, e tenendo conto di vari fattori. Sicuramente non dobbiamo farci abbindolare da queste idee propagandate anche da alcune aziende statunitensi, per cui c'è una specie di punto ultimo che viene raggiunto, non so, in un anno del genere, quindi bisogna tutti correre verso questo punto. Naturalmente le aziende dicono queste cose perché vogliono far soldi, vogliono attrarre investimenti, vogliono a volte limitare i loro avversari, come gli avversari cinesi, perché poi si pesano sul mercato. Quindi quante persone scaricano nell'App Store ChatGPT, quante scaricano nell'App Store DeepSeek e altre. ChatGPT è OpenAI, quindi è una storia interessante perché ti fa vedere questa grande capacità di mercato, cioè a fronte magari degli aspetti del prodotto su cui si può discutere, poi c'è questa grande capacità di mercato nel senso di numeri di download e di attenzione da parte degli utenti. L'altro aspetto che riguarda come si alimenta l'intelligenza artificiale sono i dati, e qui sui dati c'è una grande importanza su come vengono acquisiti, perché diciamo in Cina praticamente non ci sono limitazioni se non per il fatto che non possono essere presi all'estero. Il cosiddetto grande firewall funziona benissimo, cioè le aziende, diciamo, occidentali non possono prendere, ma invece il contrario può avvenire. Ricordiamo proprio DeepSeek, nel momento in cui ha fatto il grande exploit, la prima richiesta è venuta dal garante europeo che gli ha detto: scusa, ma i server dove sono, dov'è che vengono portati questi dati, eccetera. Lì c'è una grande battaglia sui dati, in cui si è inserito anche Trump, che si è lamentato dell'eccessiva normazione europea che limiterebbe le capacità delle imprese occidentali, ma in realtà di fatto americane, perché altre non ce ne sono al momento che è in grado di competere, che limiterebbe la capacità di crescita di queste imprese di assumere dati, perché ormai sono stati assorbiti tutti i dati possibili e immaginabili, e acquisirne nuovi con le nuove norme diventerebbe estremamente complicato, molto più difficile per l'Occidente, mentre per, diciamo, le potenze cinesi, per le aziende cinesi è molto più facile fare una raccolta di dati. È così o è ancora più complessa la situazione? È più complesso, bisogna fare anche un po' di ordine da questo punto di vista. Da un lato
il processo di addestramento dei modelli dell'intelligenza artificiale generativa ha sicuramente utilizzato delle basi di dati di testo molto consistenti, su cui per esempio ci sono delle cause di proprietà intellettuale da parte di alcuni attori che ritengono che i loro diritti di proprietà intellettuale, come alcuni media, sono stati utilizzati e lesi in modo illecito da parte di queste aziende. Esistono delle comunicazioni aziendali per cui alcuni modelli insomma, hanno ammesso di utilizzare alcuni database o archivi che tutti conosciamo, tipo l'IGEN, sui libri, quindi cioè, a volte... mi pare che, scusa che ti interrompo, alcune aziende, ci sono trappolate di alcune riunioni in cui le aziende hanno detto ma sì, voi prendeteli, poi ci mettiamo d'accordo su... Quindi diciamo c'è questo aspetto. L'altro aspetto è che diciamo, dal punto di vista tecnico ci si interroga se si è raggiunta una certa, quella che si chiama data wall, barriera dei dati, cioè se siamo arrivati rispetto ai dati disponibili, dati ottenuti attraverso testi, dati ottenuti attraverso dei video, come per esempio i dati di testo ottenibili attraverso YouTube, se siamo arrivati a un punto per cui sono stati utilizzati i dati che erano a disposizione, quindi è difficile avere un miglioramento dei modelli, oppure se questo avverrà attraverso dei dati sintetici, quindi dei dati che poi vengono in qualche modo autoprodotti o prodotti attraverso il funzionamento di queste stesse macchine. Quindi è da questo punto di vista che il tema dei dati è importante. Per quanto riguarda la posizione europea, è un aspetto che poi ho sottolineato in tutti e 3 i miei libri di questa serie. Le capacità europee sono e saranno determinate da quanti talenti sono presenti in Europa, vengono attirati dal resto del mondo, se ne vanno dall'Europa o restano qui in termini di talenti scientifici e talenti imprenditoriali, dalla presenza o meno di imprese europee, di capacità europee e poi di capitali per l'innovazione. Sostanzialmente tutto il gioco normativo eccetera o è direttamente collegato a questi aspetti, quindi all'attrazione di capitali, alla realizzazione di imprese, all'attrazione dei talenti, oppure non è la questione primaria di questa partita. Per chiudere, l'intelligenza artificiale è l'invenzione definitiva dell'umanità, come dice Yuval Harari, è intervenuta nell'infosfera e nel nostro mondo un'intelligenza aliena, lui preferisce parlare aliena nel senso non umana, che interagisce con noi per la prima volta nella storia. Questo è un bene, un male o più che altro com'è la situazione adesso e come può evolvere da com'è adesso, se in bene o in male? Ma sono delle definizioni che vanno viste poi più con prospettiva. Io stesso uso, cioè nella quarta di copertina, questa cosa, l'intelligenza artificiale, l'invenzione definitiva per l'umanità, che è sostanzialmente uno strumento narrativo, no? Vuol dire attraverso questa domanda sul fatto di che cosa sia, noi cerchiamo una comprensione del tema dal punto di vista genealogico, dal punto di vista filosofico e poi aspetto essenziale dal punto di vista del suo funzionamento come filiera. Quindi l'intelligenza artificiale ci deve interessare come filiera, cioè come struttura, e attraverso questa storia che noi possiamo comprendere anche attraverso Nvidia e il percorso quindi dell'azienda che sta al centro dell'ecosistema, che poi ci dice che l'intelligenza artificiale è una fabbrica, capite? Una fabbrica chimica. Quindi l'aspetto più importante è non considerare l'intelligenza artificiale in un isolamento, ma collocarla all'interno di queste dinamiche sociali, politiche e di funzionamento del capitalismo, perché questo poi ci consente di costruirci degli strumenti per avere un discorso informato su questi temi. Ecco, avete capito che se vogliamo comprendere qualcosa non tanto del futuro quanto del presente, dobbiamo capire qualcosa dell'intelligenza artificiale. Qui avete avuto un assaggio, ma se volete comprendere qualcosa veramente, io consiglio Geopolitica dell'intelligenza artificiale per Feltrinelli di Alessandro Reso. Vedete i libri, il richiamo ai libri fondamentali, giovani, perché anche i giovani
Alessandro Aresu, che ha avuto il tempo e l'opportunità di studiare per degli anni le nuove tecnologie, e avete visto a che risultati arrivate. Per i giovani andate sul canale video di YouTube, il 13 TV, e trovate questa trasmissione, oppure andate sul canale video di Storia, basta digitare YouTube G. Cevolin e trovate il canale video di Storia, dove trovate queste lezioni e anche le lezioni del corso di geopolitica in maniera integrale. Serve per formarvi.